Si chiude con numeri da record la Fiera del Folpo di Noventa Padovana, 5 giorni all'insegna dell'enogastronomia, oltre 150.000 visitatori, numeri simili alla scorsa edizione che aveva segnato il record storico per la manifestazione. Senza precedenti anche il numero di attività presenti, 260 in totale, tra 70 espositori di specialità enogastronomiche, 26 aziende, 53 giostre e 101 banchi di venditori ambulanti, accanto alle 10 bettole che storicamente costituiscono il nucleo centrale della fiera. Presente al fianco del sindaco Marcello Bano anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che si è cimentato nella preparazione di un folpo secondo la ricetta tradizionale veneta. Posso anche darvi un consiglio, potete mangiarli senza problemi perché qua siamo low carb, cioè carboidrati a zero e le calorie sono bassissime, per cui se ci mettete poco olio dimagrirete mangiando folpi. Cuore pulsante dell'edizione di quest'anno l'area verde ribattezzata Corte dei Bacari, dove migliaia di persone hanno ballato fino a tarda notte. Molto apprezzato anche lo spettacolo di chiusura degli artisti di strada, che ha sostituito i fuochi d'artificio delle scorse edizioni per proteggere il benessere degli animali.